Oggi vi porto con me ai Piani Eterni, una delle perle naturali delle Dolomiti Bellunesi. Si attraversa per intero la Val Canzoi per arrivare quindi al lago della Stua, dove ha inizio questo sentiero che inizialmente è molto pianeggiante prima della lunga salita che porta direttamente ai piani. E arrivato alla sponda opposta del lago inizia la lunga salita che porta direttamente ai piani, quindi dovete considerare che la quota del lago è poco più di 600 metri per raggiungere i 1700 metri dei Piani Eterni, quindi un qualcosa come 1100 metri di dislivello. Il sentiero da seguire è l'802, l'802. Armarsi di passo lento, di un passo tranquillo, perché la maggior parte del dislivello della giornata lo si trova lungo questa prima parte di sentiero. Si arriva quindi a un bivio dove faccio sempre come riferimento il sentiero 802 che lascia la forestale, inizia sulla sinistra una lunga salita, un sentiero roccioso che si allunga attraverso i boschi.
Per scendere invece si lascia nuovamente i piani sul sentiero 802, lo stesso che si è seguito la mattina, la stessa forestale, per cui si ritorna nuovamente a valle seguendo i propri passi, quelli del mattino. E niente, il resto dipende tutto da voi.